Stefano Termunian, presidente fra poco del gruppo Noi che organizzano queste cose, un sacco di volontari ma soprattutto tanta gente. Quest'anno doveste diventare maggiorenni, forse 18 anni di questa festa. Come fate a portare ogni anno tantissima gente? Dov'è l'alchimia? L'alchimia è la nostra forza, sono i ragazzi, i giovani e il buon cibo, Siamo contentissimi anche se le 2 sere precedenti siamo stati un po' disturbati, diciamo, dal maltempo, però stasera va bene, tanta gente. Mercoledì e giovedì è stato un grande successo, tantissima gente, tantissime famiglie che sono venute, si sono divertite tantissimo ascoltando buona musica, la pesca di beneficenza e il buon cibo. Quanti siete coinvolti in questa avventura? Siamo all'incirca 70 volontari. Ma poi trasversale dai Certo, abbiamo i più giovani che vanno dai 10-11 anni e i più anziani che magari potrei essere uno dei tanti di questi. Ecco. Stefano, adesso possiamo fare un giro anche per le cucine, andiamo a salutare i mi segui? Ecco. E poi non c'è festa senza Simone Bergo. E ti porto da uno che ha mandato la catalana che se ne intende, gli fai l'intervista, va bene? Va bene. Allora la nostra forza è proprio il volontariato e i volontari che ci danno una mano, è la nostra forza. Nonostante Simone. Questa è la nostra al fritto. Ecco, lo stavo preparando. Complimenti a tutti voi. Allora, questo qua è uno dei più giovani. Uno dei più giovani. Dei più giovani. Ma abbiamo il reparto della carne, grandi amici, grandi cuochi. E qua abbiamo dove fanno i primi e i secondi. Eccolo qua. Abbiamo il nostro chef. Ciao. Ecco qua. Complimenti a tutti voi. Grazie.